Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Buongiorno Alessandra, a te la linea. Grazie Natalia ed ancora Vasco Rossi, cambia -menti qui sulle frequenze di Radio Libertà. Ben ritrovate amiche e amici di Radio Libertà, Pop Economia Rumore. E allora, un anno fa, esattamente un anno fa, mese di dicembre, Carlos Tavares, il manager portoghese AD di Stellantis, si dimise tra mille polemiche, una super stellata liquidazione. Da maggio scorso l'italiano Antonio Filosa, nuovo AD, tenta di riannodare il filo spezzato della ex Fiat e sull'elettrico dice così: abbiamo sbagliato tutto, mandando in cantina, ribaltando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, il suo predecessore. Intanto, mentre Stellantis e anche Volkswagen sono appesi alle decisioni dell'Europa con la mancata, sapete, revisione del Green Deal che blocca miliardi di investimenti, la crisi automotive continua a fare rumore. E la domanda di questi giorni è: la Gigafactory di Termoli in Molise, che i più danno per azzoppata, può essere ancora salvata? E per i lavoratori, gli operai e per l'economia reale, ad un anno di distanza dalle famose e rumorose dimissioni di Tavares e alle porte del Natale tra pochi giorni, cosa è veramente cambiato? Tutta la tormentata vicenda abbiamo seguito mesi fa e oggi ancora la voce è per chi lavora, per i sindacati, ed è un piacere ritrovare i nostri microfoni Adolfo Zampino, responsabile sindacale e aziendale UGL Stellantis Termoli. Adolfo, sei in linea? Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buon pomeriggio a te e il segretario nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera. Grazie sempre di esserci, segretario. Buon pomeriggio. Grazie dottoressa, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei. E allora Adolfo Zampino, che cosa è cambiato da un anno a questa parte per voi? Cosa è veramente cambiato, se è cambiato qualcosa? Dici, raccontaci. Ma insomma, apparentemente sembrerebbe che non sia cambiato nulla, nel senso che nel corso degli ultimi 12 mesi intanto abbiamo perso altre 150 maestranze, nel senso che i colleghi hanno accettato gli incentivi aziendali per cambiare lavoro, per andare in prepensionamento. Quindi a livello numerico siamo scesi sotto i 1.800. Dopodiché abbiamo chiuso un contratto di solidarietà ad agosto di quest'anno per aprirne subito un altro dal 1° settembre che avrà validità fino ad agosto del prossimo anno. Detto tutto ciò, abbiamo attualmente un esubero di stimato circa attorno alle 300-400 unità, quindi apparentemente sembrerebbe che non sia cambiato nulla e questo è stato uno dei motivi per i quali abbiamo manifestato il 29 novembre. Ecco, il 29 novembre, Adolfo, c'è stata questa mobilitazione, leggevo, raccontaci meglio tu, molto popolare a Termoli, una manifestazione anche trasversale, no? Vedo qui. E ricordiamo la Gigafactory, per chi ci ascolta, è quel grandioso progetto di Stellantis di riconversione per una mega fabbrica di batterie elettriche. Ecco, come è andata questa manifestazione? Allora, diciamo che sì, per correttezza di informazione è stata una manifestazione organizzata con l'accordo delle altre sigle sindacali. Diciamo che è stata una manifestazione che è riuscita discretamente, ha coinvolto un sacco di persone, ci ha visto sfilare per le strade di Termoli con un comizio finale da parte sia del nostro segretario collegato Spera che dei segretari di categoria delle altre sigle. Quindi è stato, come dire, un modo per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, per far uscire insomma lo stabilimento di Termoli
che è rimasto appeso, come diceva lei, dalla costruzione della Gigafactory a rimanere con poche produzioni che ci stanno mandando un po' in affanno. Antonio Spera, segretario, ecco, noi l'abbiamo detto tante volte con lei, la Spagna con il turbo dicemmo tanto tempo fa e l'Italia invece non è pervenuta. C'è speranza per questa Gigafactory o dobbiamo davvero considerarla naufragata? Ma ad oggi non abbiamo notizie della Gigafactory. C'era un impegno di vederci entro fine anno per capire a che punto era la situazione, ma soprattutto per capire la fattibilità di questa Gigafactory. Ricordiamo, la società che si chiama ACC è composta da Total, Mercedes e Stellantis. E quindi questa produzione di batterie che doveva partire per lo stabilimento di Termoli, questa Gigafactory che doveva riconvertire completamente lo stabilimento, al momento è ferma. Come è ferma l'altra Gigafactory sempre di ACC che doveva, un altro impianto che doveva sorgere in Germania, perché erano 3 gli impianti, uno in Francia, uno in Germania e l'altro in Italia, mentre l'altro in Francia è in fase di completamento, ma non è del tutto completato, anche perché sembra che insomma quando c'è stato comunicato che c'era stata una battuta d'arresto è perché si stava cambiando praticamente direzione verso nuove tecnologie per la realizzazione della Gigafactory. Poi è chiaro che comunque c'è stato un investimento anche in Francia da parte di Stellantis sulla Gigafactory. Ricordiamo, noi E abbiamo sempre chiesto di avere un impianto in Italia perché a differenza della Spagna, la Spagna non ha stabilimenti di case automobilistiche di bandiera, ma ha diversi costruttori che producono in Spagna, mentre ecco. noi in Italia abbiamo solo Stellantis e per questo abbiamo rivendicato di avere una delle fabbriche, una riconversione delle fabbriche per quanto riguardava il discorso delle batterie. E tanto si è parlato, segretario, di quella Gigafactory in Spagna, no? Con operai cinesi e tanto si è detto, e ora che faremo? Compreremo dai cinesi mentre l'Italia si ferma? Lì com'è? Ma intanto è tutto da vedere quello che succederà in Europa nelle prossime settimane, perché sapete bene che comunque il governo italiano si è fatto da governo capofila per cercare di spostare l'asticella oltre il 2035, anche perché sia noi ma anche gli altri paesi europei non erano attrezzati per competere con paesi asiatici e americani per quanto riguarda la questione dell'elettrico. Quindi bisogna vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Non ultimo, il giorno prima della manifestazione a Termoli, l'annuncio del governo tedesco che faceva riferimento con una missiva a Ursula von der Leyen, Sì. dove praticamente diceva che probabilmente bisognava attendere perché non c'erano le condizioni di continuare su quella strada, perché poi sapete bene che quando c'è un problema in Germania, un problema tedesco, è un problema dell'Europa, mentre quando c'è un problema negli altri paesi è del singolo paese. Quindi bene che insomma la Germania abbia ripensato su questa cosa e naturalmente adesso dovremmo capire quale sarà la direzione e quali saranno le modalità per andare verso l'elettrificazione, perché noi abbiamo sempre detto che siamo disposti a sostenere una transizione green, però c'è una transizione che deve essere completamente diversificata, non può essere solo elettrico e quindi c'è Non può bisogno essere, di certo. tempo, perché noi abbiamo le competenze, abbiamo il know-how, abbiamo gli stabilimenti per cercare anche di lavorare in questa fase di transizione per quanto riguarda le motorizzazioni ibride, tra cui lo stabilimento di Termoli era uno dei stabilimenti lo è ancora per la produzione di propulsori di quella dimensione, tra cui lo stabilimento di Termoli equipaggerà per il 2026 circa 100.000 vetture della 500 ibrida di Mirafiori. È chiaro che quella non va a saturare l'intero stabilimento, però può essere insomma un inizio per cercare di capire come proseguire, in quanto non avremo le garanzie dell'Europa quale sarà la direzione e per capire quale sarà la missione produttiva Ecco, per lo a stabilimento di proposito Termoli. di Europa, segretario, Filosa non soltanto, come dicevo in apertura, accennavo in apertura, ha detto
l'elettrico abbiamo fallito, si è preso un po' filosa il nuovo AD di Stellantis, diciamo il mea culpa di tutti, no? Abbiamo approfondito molte volte con lei sull'elettrico, è un po' la bandiera, no, di Tavares. Filosa l'ho detto chiaramente, dovremmo cambiare rotta. E ha detto anche così sull'Europa, il vero problema non sono tanto i costruttori di auto cinesi, ma le regole stringenti UE, perché la regolamentazione di Bruxelles sta certamente indebolendo quello che di meglio abbiamo, e quindi l'industria automobilistica europea e italiana. E poi ha anche detto nessun ridimensionamento, ha promesso così, in Italia ci saranno investimenti per 2 miliardi. Dobbiamo crederci? Ma io credo che è un momento molto difficile e delicato. Filosa è una persona che noi già conoscevamo perché l'abbiamo conosciuto anche su altri incontri, quando abbiamo fatto altri incontri lui occupava altri ruoli. Naturalmente lui viene della vecchia scuola, quella di Marchionne, non a caso tutti quanti i cambiamenti che sta facendo Stellantis, che ha fatto al proprio interno, vanno in quella direzione della vecchia scuola di Marchionne. Quindi c'è stato un ripensamento sicuramente sull'elettrico, perché ormai era chiaro a tutti che andando in quella direzione sarebbe stato un disastro, ma non solo per l'Italia, sarebbe stato un disastro per tutta l'Europa, perché non siamo ancora pronti per affrontare quelle sfide e non siamo ancora pronti per cercare di captare quelle tecnologie e soprattutto naturalmente quelle regole, perché le regole praticamente sono regole che sono imposte soltanto a chi produce in Europa. Noi vediamo oggi che vengono importate vetture sia dagli Stati Uniti sia dal mercato asiatico, che arrivano sul nostro mercato a prezzi molto più bassi rispetto alle vetture che vengono prodotte in Europa. Allora c'è bisogno di avere una transizione con meno regole restrittive, ma naturalmente per salvaguardare tutta quanta la filiera dell'automotive, perché poi dietro le aziende c'è anche la componentistica. Sapete bene che noi abbiamo una componentistica che è completamente in ginocchio, dove sicuramente ci saranno anche delle novità anche per quanto riguarda il discorso degli ammortizzatori sociali, dove abbiamo chiesto che bisogna creare una condizione per slanciare tutta quanta l'industria, per avere un ammortizzatore sociale che sostenga quelle piccole aziende che oggi sono in difficoltà, che abbiano una cassa integrazione a misura per quanto riguarda l'automotive. Ecco, lei dice la componentistica è in ginocchio e c'è l'indotto. Anche qui il problema è sempre lo stesso. Adolfo Zampino, ecco, il ricasco sull'economia reale, quando dico ricasco sull'economia reale, dico in primis sulle persone, quindi sugli operai, sui lavoratori, su chi lavora. A livello di zona geografica, Adolfo, chiedo a te, lì, Molise a Termini, come siamo messi adesso, proprio in questo periodo prenatalizio, perché anche questo è ricasco, no? Uno stabilimento che non c'è più, un indotto che soffre, la componentistica che è in ginocchio, e come state affrontando voi e com'è nella zona questo anticipo di Natale? Sì, vabbè, intanto noi chiuderemo il 24 dicembre, si riaprirà dopo la Befana a Scaglioni in base alle unità di appartenenza. È ovvio e banale dire che ogni ora di cassa integrazione vuol dire perdita di salario in una zona, diciamo, geografica italiana già abbastanza depressa a livello industriale. Come passiamo? Ovviamente è un periodo brutto. Tutti noi stiamo stringendo i denti, stiamo sempre con la speranza e anche direi con la certezza che il prossimo anno ci possa essere una svolta che riqualifichi in primis il nostro stabilimento e di conseguenza anche le ditte esterne, perché loro stanno soffrendo molto più di noi, in quanto Stellantis, come potete ben capire, ha ridotto, se non tolto, alcune commesse. Quindi sono operai che tra l'altro hanno minor tutela rispetto a noi metalmeccanici e quindi purtroppo ci abbiamo un Natale, insomma, tranquillo sì, però con qualche dubbio e qualche sofferenza a livello economico. Proprio economica a Vignani di imprese di Molise a Termini, così me lo puoi confermare, Adolfo, anche diciamo del manifatturiero. Sì, ma noi purtroppo qui in Molise stiamo
assistendo a una desertificazione industriale che purtroppo attanaglia già da alcuni anni. Io stesso, andando nella zona industriale dove c'è il sito della Stellantis, si vedono parecchi capannoni che ormai sono in disuso, in vendita, e quindi purtroppo diciamo che Stellantis era un motore di traino per tutta l'economia molisana. Per questo è una cosa così importante, per questo abbiamo chiesto l'aiuto della politica, delle associazioni, perché poi attorno allo stabilimento Stellantis si può sviluppare un'economia regionale diversa da quella che purtroppo stiamo vivendo. Ecco, segretario Spera, la desertificazione industriale, anche di questo noi parliamo sempre qui ogni martedì con economisti, con esperti, con voi sindacalisti. Che fare su questo? Il sindacato cosa sta facendo per dare una spinta? Sappiamo benissimo che i dati della produzione industriale e dell'industria in Italia non sono buoni, c'è un piccolo rialzo mese scorso, ma non sono certo brillanti. Ma è chiaro che comunque ci sono settori che vanno bene, settori insomma che stentano e settori che sono completamente in ginocchio. Se noi diamo uno sguardo rispetto a quello che ruota tutto intorno all'automotive, è un settore che in questo momento è completamente quasi paralizzato sull'indotto, perché poi sapete bene quel poco che si produce, diciamo, per quanto riguarda la compagnia, diciamo, di bandiera Stellantis, che produce in Italia. Abbiamo diversi stabilimenti che comunque sono in cassa integrazione, lavorano pochissimo, ci sono anche stabilimenti che lavorano regolarmente, lavorando tutti i giorni, però è chiaro che poi tutta quanta la componentistica non è componentistica al 100% made in Italy, ma viene anche da fuori dall'Italia, quindi diciamo che tutta la parte dell'automotive è completamente in difficoltà. Basti guardare anche la vertenza che abbiamo con Marelli, ma ci sono tante Marelli in giro per l'Italia. Abbiamo il problema dell'Ilva di Taranto, dove non si riesce a venirne a capo, insomma, con tanta fatica e buona volontà anche da parte del governo che ci sta mettendo, ma purtroppo poi quando si tenta di fare delle strade intervengono sicuramente fattori esterni come gli enti locali che fissano dei paletti per cercare, insomma, di contenere quello sviluppo che si poteva creare. E se poi guardiamo tutto quello che gira intorno diciamo, alla canteristica navale, un settore che va abbastanza bene. Se guardiamo tutto quello che gira intorno alla difesa o all'aerospazio, sono settori che praticamente non contraggono crisi, perché sono aziende già rodate, sono richieste che sono commesse che queste aziende le hanno già diciamo in pancia già per i prossimi 10 anni, quindi sono aziende che sono completamente solide, però ci sono quelle piccole che praticamente sono in forte difficoltà e che sono quelle che sono legate soprattutto al discorso dell'automotive. Allora, visto che lei è un importante e impegnatissimo sindacalista, ormai la conosciamo bene, le rilancio un dato che sto leggendo proprio in questi minuti, che emerge da un'analisi dell'osservatorio previdenziale della CGIL. Dice così: lavoratori con salari bassi in pensione sempre più tardi. Da un'analisi di questo osservatorio si rileva che l'aumento dei requisiti pensionistici previsti dal governo dall'articolo 43 della legge di bilancio all'articolo 43 della legge di bilancio attualmente in discussione avrà ricadute, questo aumento dei requisiti, ancora più pesanti su chi già oggi vive di lavoro povero. In Italia quasi un lavoratore su 3, oltre 5,1 milioni di persone, pari al 29% dei dipendenti privati, pur lavorando non riesce a farsi riconoscere un anno pieno di contributi. Ecco, applichiamoli, perché è proprio il suo settore, ai lavoratori di Stellantis. Cosa può accadere? Ma noi in alcune regioni abbiamo fatto degli accordi dove sono intervenuti fattori come la regione, dove abbiamo fatto degli accordi con l'integrazione anche sulla cassa integrazione fino all'80%, praticamente per alleviare questa sofferenza dei lavoratori, tra cui ci sono i lavoratori dell'Ilva di Taranto, di Genova, ma ci sono anche tante altre aziende, c'è la regione Piemonte che
comunque abbiamo fatto degli accordi importanti per un sostegno al reddito dei lavoratori. È chiaro che questo è un momento di difficoltà e quindi penso che tutte quante le regioni, oppure tutti quanti quegli interventi che si possono fare per cercare di dare un po' di respiro, un po' di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, che ben venga, però lo dovrebbero fare un po' dappertutto. Poi sappiamo bene che non tutte le regioni, non tutte le parti istitutive locali sono in grado oppure non lo vogliono fare per cercare di utilizzare le risorse per altre cose, però questo è un intervento importante nel breve tempo. È chiaro che è una fase molto delicata e complicata. Poi se guardiamo i rinnovi contrattuali, dopo 1 anno e mezzo si rinnova un contratto nazionale dei metalmeccanici con aumento salariale che poteva essere sicuramente maggiore, è normale che poi iniziamo a parlare di lavoro povero, perché poi alla fine quando si vanno a rinnovare i contratti non si rinnovano sicuramente con quell'aumento che poteva essere un contributo importante per quanto riguarda i lavoratori. È chiaro che poi anche questo è da tener conto che, come dicevamo prima, che ci sono tantissime aziende che comunque sono in difficoltà e che poi dall'altra parte non riescono a sostenere nemmeno un aumento contrattuale, insomma, significativo. Ecco, Zampino, Adolfo, salari bassi è un tema vero, ma non è un tema di oggi, è un tema che batte forte sui tavoli della politica, è un tema sociale. Ecco, i vostri salari, tante volte ve l'ho chiesto, sono, immagino, standard, sono aumentati, sono diminuiti, per Natale come vanno le cose anche lì nelle vostre famiglie? Ce la fate, insomma, avete un buono stipendio? Cosa pensi tu di questo tema? Ma allora io come dicevo prima, quando si riesce a completare il mese con pochissimi giorni di CDS si riesce a tamponare. Ovviamente tutti sappiamo dell'inflazione, qui a noi abbiamo un doppio problema, i salari non sono altissimi e l'inflazione purtroppo negli ultimi 2 o 3 anni è tornata a crescere, quindi l'erosione del salario si sente ancora di più. Ripeto, siamo sotto CDS e ogni ora di CDS vuol dire lasciare sul campo parte del salario, quindi è un momento di difficoltà per noi dipendenti nello stabilimento di Termoli e, come dire, dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco, dobbiamo fare qualche restrizione come tutti i buon padri di famiglia e niente, sperare che il futuro sia più roseo da questo punto di vista. Ma tu lo vedi meglio o peggio dello scorso anno questo futuro? Allora, siamo noi sentiti alla vigilia per del essere Natale, onesti, l'anno scorso. allora lo scorso anno purtroppo avevamo, come lei prima ha detto, avevamo un amministratore delegato che praticamente ci stava togliendo completamente le produzioni in ottica della Gigafactory. Adesso l'amministratore delegato è cambiato, ovviamente lui non ha la bacchetta magica, le cose non si possono cambiare dall'oggi al domani, però noi confidiamo che per l'inizio dell'anno nuovo, col nuovo piano industriale, ci possano essere delle novità a livello produttivo per Termoli per consentirci di tornare ad essere il punto centrale della produzione di motopropulsori di tutto il gruppo Stellantis. È la cosa che sappiamo fare meglio, che abbiamo fatto negli ultimi 50 anni con successi, diciamo, indiscutibili. Questa è la mia previsione per il prossimo futuro. Altrimenti, come organizzazione sindacale, se dovessero essere delle cattive notizie, dobbiamo continuare a inasprire la lotta e magari pensare anche a qualche sciopero. Ecco, segretario, allora Filosa, c'è molta aspettativa su questo nuovo mi pare di capire, traccia la rotta, la sta tracciando, ha annunciato questo piano strategico che è molto atteso entro giugno 2026 e lo ha detto proprio, mi pare, in occasione della Goldman Sachs Industrial e Auto Conference giorni fa. Stiamo correggendo, stiamo andando avanti nella nuova strategia sull'elettrico, l'ibrido lo ha sottolineato, è la priorità negli USA, ma d'altra parte anche Donald Trump sta facendo scelte strategiche su questo. Ecco, lei cosa si aspetta da Antonio Filosa
che quando ci sarà questo nuovo piano, diciamo, strategico industriale, per quando lo aspettate, e poi le chiedo anche in finale quali sono gli altri fronti caldi, perché ora noi abbiamo parlato di Termoli, ma ci aspettano tanti operai, immagino anche di tanti poli nevralgici in Italia. E Ma chiudiamo. intanto l'investimento che sta facendo Stellantis negli Stati Uniti è un investimento di 13 miliardi e va completamente contro le indicazioni dell'elettrificazione. È un investimento importante dove Trump praticamente è stato molto chiaro e l'ha detto molto francamente che lui non ricorrerà solo Fin da subito. all'elettrico, e quindi questo ha permesso di fare un investimento importante di Stellantis in America. Io credo che il nuovo piano industriale che possa arrivare in Italia sarà sicuramente entro la primavera, però è chiaro, bisogna capire quale sarà la direzione dell'Europa, perché è tutto legato a quello che decideranno in Europa. Un piano industriale di Stellantis in Italia e in Europa è sicuramente legato alle decisioni. Ed Bisogna anche allo sblocco del sicuramente Green Deal, no? Come dicevamo prima. allentare quelle misure restrittive. No? Un altro punto nevralgico sono le multe che hanno messo in campo, e quella roba praticamente è completamente da rivedere, e naturalmente c'è da mettere in campo un piano industriale che abbia una produzione diversificata, non può essere solo quella dell'elettrico, perché andando già sul discorso dell'ibridizzazione dei vari modelli, tra cui a breve uscirà anche l'altro modello a Melfi, e poi ci auguriamo che l'altro esca quanto prima sullo stabilimento di Cassino, dopo quello che ho annunciato a Torino, le 400 assunzioni sono già previste nei prossimi giorni, insomma credo che nel giro di un mese entreranno 400 nuovi lavoratori nello stabilimento di Torino, che questo è un messaggio molto E questa è una importante che buona va notizia, è una buona notizia. da anni che non si verificava una roba del genere, ma sicuramente su Torino è molto molto importante, anche perché, come si diceva dall'inizio, noi abbiamo sostenuto un percorso di incentivo all'esodo su base volontaria per le persone che si potessero agganciare alla pensione, ma proprio perché sapevamo che comunque era un momento molto delicato, in difficoltà, e quindi di cercare insomma di dare la possibilità a chi è che voleva uscire dallo stabilimento di uscire praticamente con la massima tranquillità. È stato garantito che non ci saranno chiusure di stabilimenti, come è stato garantito che non ci saranno licenziamenti collettivi, e questo insomma è un messaggio che veniva già dato tempo fa. Naturalmente delle scelte che sono state fatte sbagliate dal vecchio amministratore delegato Tavares vanno anche a ricadere sullo stabilimento di Termoli, perché Termoli era uno stabilimento dove produceva un motore GPL che equipaggiava moltissime vetture, non solo in Italia ma anche all'estero, e quindi quella scelta di non produrre più motori GPL ha lasciato un mercato, come dire, ampi volumi ad altre case automobilistiche che sono concorrenti di Stellantis, che hanno recuperato quella quota di mercato molto molto importante. Se lo stabilimento di Termoli, dopo la scelta fatta da Tavares di andare completamente verso l'elettrificazione, sarebbe stata portata avanti ancora per un altro poco, sicuramente oggi con i circa 100.000 motori della 500 e sicuramente con motori GPL, probabilmente lo stabilimento di Termoli avrebbe avuto una vita completamente diversa rispetto dalla situazione attuale. Segretario, siamo in chiusura, sono le 16:30. Una battuta ultima la vorrei chiedere ad Adolfo Zampino, non una speranza, Adolfo, perché di speranza si muore qui, non si deve assolutamente morire, anzi si deve andare avanti e fortemente avanti. Ecco, la canzone di oggi che ho scelto è Cambiamenti di Vasco Rossi. Quale cambiamento dobbiamo intravedere, si dovrebbe intraprendere, ce lo hai già detto, ma in una battuta, per andare avanti più forti di prima?
Allora, niente, il cambiamento è far tornare Termoli al centro della produzione di Stellantis. Come diceva il mio segretario, però prima c'è bisogno che l'Europa prolunghi la data della scadenza del 2035, altrimenti tutto diventerà vano e tutto diventerà impossibile. Tutto è possibile. Grazie, 16:31, siamo un po' oltre. Grazie segretario Antonio Spera, la rinviterò Grazie a lei. presto quando vorrà. Grazie a lei, grazie buona serata a tutti. Grazie ad Adolfo Zampino in diretta da Termoli. A presto. Grazie, buone feste a tutti. Grazie. Buone feste, rimanete con noi, entriamo in rumore tra poco. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Sigarette, o cercare perfino di smettere, non è poi così difficile. E te ne raffreddano le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile.
cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori, non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Vivere meno, cercare di vivere, fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Eccoci qui, allora aspettiamo Eli Carmon. Eli Carmon è il Senior Researcher International Institute for Counterterrorism e lo dico in italiano, esperto di strategia, voce autorevole, storico cercatore dell'International Institute for Counterterrorism. Il collegamento è molto arduo, mi segnala Natalia, perché Eli si collega da Israele. Vediamo se c'è. E intanto abbiamo anche all'altro capo del telefono, sempre da Israele, Davide Zebuloni, voce e volto amico di questa trasmissione, lo conoscete ormai, siamo in grande ritardo, vedo 16:40 già, giornalista corrispondente di Macor Rishon. Chi abbiamo, Natalia? Abbiamo qualcuno dei due? Sto cercando di mettermi in contatto, ti dico subito. Dimmi subito, intanto sentiamo Davide perché vedo che per Eli è un po' complicato. E allora oggi non è un martedì qualunque, neanche quello di oggi, perché è il giorno di Zelensky a Roma, il presidente ucraino a Palazzo Chigi. Zelensky è da Giorgia Meloni e stamane è stato da Papa Leone, mentre Donald Trump torna alla carica contro l'Europa, ne ha dette di ogni poco fa. Paesi UE decadenti e leader deboli, e dice, puntando proprio dritto contro Zelensky, che proprio in queste ore è ricevuto a Palazzo Chigi, lo ripetiamo, dalla premier Giorgia Meloni. Zelensky deve capire che la guerra è ormai persa, deve farsene una ragione, deve ragionare, dice Donald Trump, e Zelensky usa la guerra per non indire le elezioni, addirittura questo. E allora il clima è molto teso, perché sì, Donald Trump l'ha detto molto chiaramente, ha dato bordate contro l'Europa e ha rilanciato l'assalto alla UE proprio in queste ore, poco fa, e Zelensky però dal canto suo dice non daremo terre a Mosca, e a Londra fa anche il fronte con Starmer, Macron e Merz. Quindi il clima, vedete un po' voi, è davvero molto molto teso.
E che cosa succederà a questo punto? Allora, dall'altra parte c'è anche il fronte del Medio Oriente, un Medio Oriente che sempre è in fiamme con la fragile tregua, lo abbiamo visto molte volte con Davide Zebuloni. Natalia, dammi qualche ravvedimento. C'è Davide in linea intanto? Sì, abbiamo Davide. Abbiamo Davide, eccolo qui, evocato e già appare in linea telefonica. Davide, come stai? Innanzitutto grazie di esserci sempre questo martedì. Ben ritrovato. È sempre un piacere. È un piacere mio, piacere nostro. Stiamo chiamando in maniera un po' rocambolesca Heli Karman, che tu conosci molto bene, però non abbiamo ancora riscontri. Adesso Natalia, quando Heli sarà disponibile, fammi sapere, così io potrò parlare anche con lui, perché ci tenevo davvero molto. E allora, Davide, io volevo commentare anche queste ultime notizie con te, che hai una visione sempre molto ampia degli eventi, non soltanto il fronte propriamente Israele-Gaza, ma anche queste bordate di Donald Trump. Dove vuole arrivare Donald Trump? Che strategia ha in un momento, secondo te, in un momento in cui, lo ricordiamo, la Germania si sta pesantemente anche riarmando? Perché questa linea diretta così forte, questo bombardamento verbale anche contro l'Ucraina, in un momento, ripeto, molto fragile per l'Europa, e in cui, lo ripeto, a Londra c'è stato un fronte comune con Starmer, Macron e Merz, che sembrano molto uniti, no? Cioè, da una parte Donald Trump, da una parte l'Europa. Allora, Europa o America? Tu cosa pensi di questo atteggiamento di Trump politico? Allora, credo che il fine di Trump sia uno, e credo che caratterizzi un po' il suo operato da quando è stato eletto, anzi forse già dalla campagna elettorale, e lo accompagni fino ad oggi. Sostanzialmente Trump è ossessionato da come verrà ricordato. Lui ci tiene molto ad essere ricordato come un grande leader, che è un fine forse non molto nobile, o forse sì, non lo sappiamo, ma la strada per ottenere questo fine, questo obiettivo, può essere decisamente nobile. Essere ricordato come un grande leader significa fare del bene, e lui in questo momento è ossessionato di riuscire lì dove Biden non è riuscito. Sostanzialmente anche quando si è presentato nella Knesset il giorno del rilascio degli ostaggi e dell'inizio del cessate il fuoco in Israele, ha sottolineato moltissimo di essere riuscito lì di fatto dove Biden non è riuscito: interrompere la guerra, riportare gli ostaggi a casa e aprire una nuova pagina in Medio Oriente. Trump sta in questo momento cercando di applicare questo modello di successo, perché si sta dimostrando valido in Medio Oriente, anche sul fronte ucraino. E tu pensi che lui abbia compreso che c'è quell'altro fronte che è molto compatto, in un momento in cui Trump va diretto contro Zelensky? Pensi che quell'altro fronte, ribadisco, Starmer, Macron e Merz, possano comunque andare, e la dico un po' lunga, vado un po' oltre, alla guerra, mettere un po' gli scarponi sul campo in questo senso contro la coalizione, di Trump? Perché qui si parla sempre di più di un rischio, chiaramente è uno scenario lungo, uno scenario che noi non vogliamo neanche intravedere, ma di un rischio di un conflitto più ampio, no? Si potrebbe andare ad una terza guerra mondiale, e la dico così perché oggi ci sono molte analisi, molte retroscena su questo. Cosa pensi, Davide, su questo nodo, chiamiamolo così? David? Ecco, caduta la linea, vero? Penso sia caduta la linea in questo momento. Natalia, mi dai un segno? Provo a ricontattarlo subito. Proviamo a ricontattarlo, sì. Ecco, allora, vediamo un po' che cosa può succedere su questo scenario, molto labile, molto fragile. E oggi molte analisi sono su questo. C'è anche un interessante articolo che volevo segnalare a Davide, volevo anche sottoporre a Eli, per parlare poi di quell'altro fronte aperto, dei tanti fronti aperti che ha Israele. Dice in una interessante intervista riportata su Corriere della Sera: non vogliamo Kiev sconfitta, ma una soluzione realistica. Il nostro focus ora è altrove. Dice così l'ex consigliere di Donald Gray: l'Atlantico deve essere diviso dai valori. E proprio su questo volevo soffermarmi. Vediamo un po' se ripetiamo Davide Zebuloni.
Lo riabbiamo? Lo stiamo contattando, Alessandra. Stiamo contattando. Oggi il collegamento è davvero molto arduo. E allora vediamo un po' anche quegli altri fronti aperti che sono i fronti di Israele. Per quanto riguarda il Medio Oriente, lasciamo un attimo da parte, vediamo che cosa dice Zelensky. Ecco, perché stavo guardando anche le agenzie. Zelensky dice molta fiducia in Meloni in questo momento, anche Giorgia Meloni ha un ruolo molto difficile e delicato, diciamo così come tra le bordate di Donald Trump e il sostegno chiaro che è stato dato anche all'Ucraina. Allora, nessuna fase 2 del piano Trump finché Israele non cessa le violazioni. Queste sono le ultime news sul fronte Medio Oriente e questa è Hamas che parla molto, diciamo, in maniera bellicosa ancora di Israele. Vediamo un po' anche come dobbiamo interpretare queste dichiarazioni della fragile guerra. E è tornato David. Allora, David, stavi dicendo, è caduta la linea, però diciamo riprendiamoci velocissimamente, perché andiamo al fronte medio orientale. Tu dicevi una strategia, più che bordate, una strategia. Ti dicevo io che invece su le disamine dei giornali e di giornaloni anche compare lo spettro di un conflitto più allargato. Ci credi? Sì, come stavo dicendo prima, mi ricollego a ciò che stavo dicendo. Sostanzialmente Trump cerca di applicare il modello attuato in Medio Oriente che si è rivelato di successo. Attualmente si può definire un piano di relativo successo e vuole applicarlo anche sul fronte ucraino-russo per ottenere forse una pace no, ma perlomeno una tregua, un attimo di respiro dopo questi anni di guerra. Questo è l'intento di Trump. In parallelo non dimentichiamoci che Trump non opera soltanto sul piano estero internazionale, ma è anche concentrato sulla politica interna. È un po' come motto che si è attribuito con l'inizio della sua carica, quindi America First, l'America al primo posto, sta anche cercando di rendere il fronte europeo più indipendente, ecco, per potersi concentrare su quelle che sono le cause di politica interna e non soltanto su ciò che avviene in giro per il mondo. Credo che questi siano attualmente i piani di Trump. Allora, questi saranno forse, vediamo un po' i piani di Trump, lo scopriremo soltanto vivendo negli ultimi giorni. Ci sono molti fronti aperti di Israele, era quello che volevo dire anche chiedere a Delle Carmon, ma anche c'è un fronte, David, notizia proprio fresca, come si sta intensificando la rivalità anche nel Golfo, no? Cioè l'Arabia Saudita contro gli Emirati Arabi, cioè cosa succede lì in particolare? E poi l'abbiamo detto anche con te l'ultima volta, c'è la nuova Siria che ridisegna il proprio spazio strategico e c'è una dichiarazione proprio poco fa, dice apertura condizionata verso Israele, cioè lo ridico e lo ripeto per chi ci ascolta, ad un anno dal cessate il fuoco con Hezbollah, l'IDF, l'esercito israeliano, torna a bombardare Libano e Siria. Anche di questo Donald Trump diciamo deve preoccuparsi e ci sono sempre rumors retroscena che noi possiamo apprendere da politico e da molta stampa anche internazionale dove si dice che Trump sarebbe davvero molto preoccupato, anche ha un problema e il problema è di arginare quest'altro fronte aperto, quest'altro anello debole. Continua a cadere la linea. Sì, allora, come stavo dicendo prima, mi ricollego a ciò che stavo dicendo. Sostanzialmente Trump cerca di applicare il modello attuato in Medio Oriente che si è rivelato di successo. Attualmente si può definire un piano di relativo successo e vuole applicarlo anche sul fronte ucraino-russo per ottenere forse una pace no, ma perlomeno una tregua, un attimo di respiro dopo questi anni di guerra. Questo è l'intento di Trump. In parallelo non dimentichiamoci che Trump non opera soltanto sul piano estero internazionale, ma è anche concentrato sulla politica interna. Un po' come motto che si è attribuito con l'inizio della sua carica, quindi America First, l'America al primo posto, sta anche cercando di rendere il fronte europeo più indipendente, ecco, per potersi concentrare su quelle che sono le cause di politica interna e non soltanto su ciò che avviene in giro per il mondo. Credo che questi siano attualmente i piani di Trump.
Allora, Davide, senti, con te volevo parlare anche di questo. Ti dico un nome: Rom Braslavski, rapito il 7 ottobre da Hamas e poi liberato dopo 738 giorni. In questi momenti è in visita in Italia. Che puoi dirci di questa storia, di questa persona? Non sento più David. Non è un giorno fortunato, non è un giorno fortunato. D'altra parte i collegamenti per Israele, su Israele, da Israele sono abbastanza impervi. Allora, se riusciamo a riprendere David, lo riprendiamo. Vedo che siamo già alle 16:50. Non so a questo punto se riusciremo a richiamare Ali Carmon, ma ci ritroveremo senz'altro la prossima tornata, il prossimo martedì, perché Ali è una voce davvero autorevole. È una voce storica, anche molto esperto di strategia. Ci tenevo davvero molto a parlare con lui. Non è possibile. Intanto vi do un annuncio: Natalia, io sono qui, dammi sempre un colpo, vediamo un po' cosa succede lì nella regia. Allora, da Latri, città dei Ciclopi, in provincia di Frosinone, nel Lazio, ci sarà una presentazione di un libro nel bellissimo storico chiostro di San Francesco, davvero un posto meraviglioso. E ci sarà questa presentazione del libro dell'avvocato Civita Di Russo, sabato 13 dicembre, chiostro di San Francesco. E sono qui? Eccomi. Natalia, dimmi. Davide, allora, chiudiamo e poi do un annuncio e chiudiamo la trasmissione. Allora, dicevamo Rom Braslavski, prego. Rom Braslavski, ostaggio israeliano rapito da Hamas il 7 ottobre, viene rilasciato il 13 di ottobre 2025, esattamente 2 anni e una settimana dopo il suo rapimento. Braslavski in questi istanti si trova in Italia. La sua prima visita fuori dai confini di Israele, da quando è stato liberato. L'accoglienza è stata straordinaria e calorosa, non solo dalla comunità ebraica locale, ma anche da parte dei vertici del governo, che hanno organizzato una serata condotta poi dal giornalista Maurizio Molinari, che ha intervistato l'ostaggio liberato. È una serata nella quale avevamo potuto rilasciare la sua testimonianza degli attimi duri della cattività. Rom racconta di aver visto l'orrore con i suoi occhi, sia il giorno del 7 ottobre, dove lui si trovava al Nova Festival come partecipante, e sia durante gli anni di cattività, le torture da parte dei carnefici, dei terroristi di Hamas, fino agli attimi in cui riabbraccia la famiglia, i genitori e rivede la luce. Questa testimonianza ha toccato molti partecipanti che hanno sentito direttamente da lui quelle che sono state le vicende poco raccontate in questi 2 anni, perlomeno al di fuori dei confini di Israele. È una testimonianza importante che rimarrà nel tempo. E allora, Davide, io ti ringrazio. Oggi è stato un collegamento molto difficile, credo che non riusciremo a ripescare Ali Carmon, che mi sta scrivendo in questo momento, e penso di poterlo, speriamo, fare la prossima volta. Se tu ci sarai sarà sempre un piacere, il tuo contributo è sempre prezioso. Ti ringrazio e ti saluto. Grazie Davide. E allora eccoci qui, stavo terminando, stavo raccontando di questa presentazione. Perché vi racconto di questa presentazione? L'avremo anche prossimamente in radio. Civita Di Russo ha scritto un libro, si chiama Indomita, la mia battaglia contro le mafie. È stata una delle prime avvocato penalista donna a difendere i pentiti di mafia, e in questo libro racconta quanto le è costato, quanto è stato difficile per lei donna, e tante storie di pentiti di mafia proprio negli anni caldi, negli anni bui, quando sono successe le stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La ospiteremo a breve, e questo si terrà, lo ripeto, nel Lazio, in provincia di Frosinone, sabato 13. E allora sono le 16:55, abbiamo fatto un po' tardi, abbiamo sforato anche un pochino la prima parte della trasmissione. Per ora io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo per approfondire insieme e cercare di capire meglio sempre tutti gli ultimi fatti e anche un po' misfatti che fanno rumore. Ciao e a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.